Forse che sarebbe costato il campionato, non lo so, però a questo punto della stagione penso che in casa soprattutto le dobbiamo vincere tutte per arrivare ai primi. Se le vinciamo tutte sappiamo di arrivare ai primi se il Campoverde oggi non ha vinto all'Ariano. Poi la partita è stata, siamo andati subito in vantaggio, abbiamo sfiorato il raddoppio un paio di volte, abbiamo avuto occasione pure del rigore, il secondo tempo poi queste partite si sa, ecco, 5 dalla fine, praticamente il gol che siamo fatti da solo, con un rimpallo. Siamo stati bravi comunque a tirarla su a 2 minuti dalla fine. Siamo contenti, adesso pensiamo a domenica prossima. Abbiamo vinto tutte le partite del girone di ritorno, abbiamo pareggiato solo all'Ariano e abbiamo vinto pure l'ultima di andata, quindi arriviamo bene, certo arriviamo a fine anno che quindi siamo un po' stanchi anche, il caldo, però queste sono partite che trovano le motivazioni da sole perché ci giochiamo il campionato e quindi andiamo là a giocarcela quantomeno alla pari con loro. Della difesa. La forza di questa squadra è il gruppo, poi noi pensiamo solo a fare il nostro dietro e le punte pensano a fare i gol. Finora ci siamo riusciti, infatti stiamo là a giocarci il campionato. Sì, Danilo ha avuto un problema a riscaldamento, ci mancava Pantaleoni ormai da 2 o 3 settimane. Io dopo 10 secondi ho preso una bella contusione alla gamba, adesso praticamente non cammino, però faremo bene per domenica perché dobbiamo vincere per forza. Grazie a Filippo Mazzesi, capitano Grazie a del te. Play Euro.